Dopo Bassano, Marostica, Belvedere e Valstagna, anche Cassola apre il suo spazio donna, uno sportello riservato alle donne in difficoltà e vittime di violenza, che servirà anche ai territori di Romano e Mussolente. Un servizio di ascolto, consulenza e supporto contro la violenza domestica e di genere, aperto tutti i venerdì dalle 15 alle 17 nello stabile nord del centro diurno anziani di Via Sanzio. Questo è molto importante per avvicinarci noi alle donne, per favorirle a venire da noi nei momenti in cui c'è uno spazio per poter venire a dire le loro cose e anche per non essere viste dal marito violento, e anche per i motivi di lavoro, essere più vicine alla loro casa, al loro lavoro, certamente le aiuta ad arrivare fin da noi. L'apertura dello sportello è stata finanziata con 16.000 euro grazie ad un bando della Regione Veneto, ma assicurano i 3 comuni interessati rimarrà aperto anche nei prossimi anni. Questo bando che abbiamo vinto si concluderà il 31 dicembre 2018, però le 3 amministrazioni hanno già concordato all'inizio di farlo proseguire anche negli anni prossimi. Quello della violenza di genere è un problema diffuso anche nel Bassanese, tanti i casi seguiti nel 2017 dalle operatrici di questa città. 106 anche quest'anno, di più le donne più anziane che riescono anche a venire ormai quando le cose sono veramente estreme. E donne che sono più difficili da sistemare perché certamente manca il lavoro, manca il sostegno economico e così. Il numero centrale è sempre dei 35 ai 45, quindi quando i bambini cominciano a soffrire le donne decidono di uscire di casa. E questo è il messaggio che la stessa Mainardi si sente di dare alle donne oggi in difficoltà. La nostra accoglienza è un'accoglienza senza pregiudizi e senza giudizi, quindi le donne vengono da noi, cerchiamo di aiutarle a decidere, non decidiamo mai per loro.